Sono qui oggi insieme al sindaco, al comune e alla città di Venezia per comunicare l'arrivo di nave Vespucci. Giovedì sera 27 ripartirà lunedì 31 in mattinata. Il conto alla rovescia è iniziato. L'Amerigo Vespucci, fiore all'occhiello della Marina Militare e simbolo del Made in Italy nel mondo, sarà a Venezia venerdì 28 marzo alle 9:30. Il veliero sarà accolto con una cerimonia di benvenuto alla presenza delle autorità civili e militari e rimarrà ormeggiato a Riva San Biasio fino a lunedì 31 marzo. Avremo 3 giornate intere, 28, 29 e 30, a completa disposizione per la popolazione. Le visite sono organizzate dalle 10 del mattino alle 20. Dopo la tappa di Trieste, Venezia rappresenta la seconda fermata del Tour Mediterraneo Vespucci, un viaggio che toccherà 17 città, con conclusione prevista a Genova il 10 giugno. Previste 1000 visite all'ora, 10.000 al giorno, tutto esaurito per ora. Il Vespucci si potrà però ammirare da vicino, senza contare il ricco programma di iniziative che animerà il villaggio in Italia. Per l'occasione sarà aperto al pubblico l'Arsenale, con incontri, mostre, concerti e attività per tutti. La Venezia che galleggia, tra virgolette, va bene, sarà o cercherà di essere presente in quello che è il saluto ufficiale poi della città, no? E anche un riconoscimento a quella che è la nave di tutti.